Senti, oh Margherita, da quando ci hanno staccato l'acqua ci tocca venire sempre qui, sei d'accordo? Già l'ho credo. Ascolta, poi capitano le cose più assurde, guarda. Ci levano l'acqua e ci tocca venire qui in piazza Martiri a prendere l'acqua. Oh, Margherita, tocca la copa con bene se noi. Cammina. A me? A tu. Arza, arza sverta. Danno il maresciallo. Questo è Marco. Quante volte ti devo dire che non devi parlare italiano, ma devi parlare il sardo? Rispondi. Oh, Margherita. Tanto il sardo non lo so parlare. Non lo parlo. Ma cosa vuoi? Non lo parlo. Ti ho detto tante volte. Il sardo lo devi parlare. Chi non parla il sardo c'è dovazzo in trezza bassa. Domani. Bagari Oh, questo, yeah. roia. Oh, yeah, mamma. Deppisi che sto in sardo. Deppisi che sto non da sentendo, ma e tannao. Ma cos'è questa mania che ti è venuta? Di parlare Bagari, mania che mi è venuta. Cioè dobbiamo essere indipendenti. Non dovevo parlare italiano, siamo sardi. Doveva parlare tu devi intendere. Mi è fatto male, però non si fa così. Si fa così. Si fa. Mamma, ascolta. Lo sai cosa facciamo a chi non parla sardo? Ascolta, Ti fammi strappiamo parlare, i denti. capito? Già andà bene. E dopo un occhio che stiano in sardo. Anda bene in voi, va bene. Non mi fa neanche non mi lascia che stia. Vai, zitta, stare su una trasmatura rese con suzzu. E allora spiegami una cosa, che sardo devo parlare? Gallurese, campidanese o tagazzo? Spiegali, mania che mi è venuta. Cioè dobbiamo essere indipendenti. Beh, ragazzi, scusate, hanno bussato. Chi è? Apri, sono Bastiana. Basta, metti cavo, Bastiana. Ma che sei? No, non fare così, Bastiana, dai. Galloni. Io Bastiana, avevo già mettendato tu i sezzirimo, dai. Bastiano, sezziri! Cettiri. Oh, Vicciocco, vi consiglio di portare un po' più di rispetto. Anche perché se no mi potrei cazzare molto. E poi a tu io come trizzera sa faccio i burricura e a tu i bruttago ogo non è bisi come ti sei scoa. Per me ha ragione, hai detto una cosa cagata, là che c'è una... Ascolta, ma con chi ce l'hai, eh? Ma ti sei visto in faccia? No, guarda, là che c'è una gara per scrogiare, comprendo, banda subito, banda, subito. E falla scrogiare a tua zia, falla. Adesso basta parlare di cucina, c'è una cosa molto importante. Il governo inglese e francese ci hanno comunicato che nelle scuole parleranno tutti il sardo, perché il sardo è la lingua internazionale e tutti parleranno sa limba sarda. E scomprendo solotto su. Ma lo sai che la Sardegna deve dichiarare guerra all'Italia? E diglielo tu, oh Benito, diglielo tu, te sei riendi. Vinceremo, li distruggeremo! Col bilinguismo è una nuova epoca. Sì, viva Piazza del Carmine e Carlo Felice! Ma il tagazzo sei snarente. Ma viva sta Sardegna! Fermate qui tutti quanti. Ma è tre può firmare. La dichiarazione di guerra della Sardegna al popolo italiano, allo straniero. Viva sta Sardegna! Gavino! Tabonis! Italiani ci sono? No, italiani no, non maletti sardo, sta rimanendo. Ah, da onde prendi? Da lì, dalle saline sta venendo. Si picca qua cosa? Ho capito, è tra bici. E non si è venuto ancora. Adesso devi spiegare al maresciallo perché non hai mandato i ragazzini a scuola. Hai parlato in saliva salda.
Non lo posso mandare alla scuola di Guazzella, non ci credo. Da cazzo non lo vuole sbandare, Paitta! Dovrei spiegare! Me lo devi, capito? Non lo mando, non lo mando, Ah! non lo mando a scuola di bambino. Non Non lo mandi! Già li mando io a scuola i bambini. Mi stai mia spiegando moglie- in giro, non mi stai spiegando? No, non li mando i bambini, già li mando. A San Massi li stai mandando? No, li mando a Saluri, i bambini, già li mando, imparano tutti, sanno parlare il sardo, già li mando. Basta, se non le mandi, già lo sa lui cosa deve fare. Slegalo adesso allora, che le manda, slegalo. Beh, adesso me ne vado a fare la barba. Oh capitano, sta barba farita in sardo, vero, eh? Già lo credo. Io uso solamente la mette 4 moni. Per i collezionisti e gli Essa vesta è mo, due personaggi sono mera famosi. Su barone del Monte Urpino e sa baronessa del Sa Scaffa. Mera importanti punti su questo personaggio.